Ha lanciato precise accuse al Consiglio Comunale. Adesso il sindaco è invitato da me, e lo farò entro 48 ore a denunciarlo, a fare i nomi delle persone che al suo dire sono sotto la protezione di poteri economici forti della città di Agrigento. Il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Di Rosa pronto allora allo scontro anche in sede giudiziaria contro il sindaco di Agrigento e lui, Marco Zambuto, dal canto suo non demorde, anzi rilancia. Nei prossimi giorni sarò molto preciso nel indicare nomi, cognomi e quant'altro su cosa regge questa opposizione che vuole sfidare la mia amministrazione. Non ho bisogno, ecco, che me lo dicano altri, ma sarò come sempre estremamente chiaro rispetto a questa campagna che oggi c'è in atto nei miei confronti. Così come non farebbe drammi, confessa, nel caso in cui prendesse davvero corpo l'ipotesi della mozione di sfiducia nei suoi confronti. Zambuto, candidato alle europee di maggio nelle file del Partito Democratico, assicura di avere la coscienza a posto e accusa le opposizioni di strumentalizzazioni. Dovrebbero spiegarla, dovrebbero spiegare le cose, cioè quali sono le mie manchevolezze. Il punto vero è che da oggi siamo in campagna elettorale e quindi cercano di utilizzare questo argomento per cercare di fare danno elettorale a me, perché non ne vedo altre motivazioni, cioè non vedo su quali motivazioni possono fondare una battaglia di questo tipo, se non per biechi motivi politici. La verità è che in questi anni la mia amministrazione con grande fatica ha raggiunto obiettivi significativi.